Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, tanta cronaca ed aggiornamenti sulle ultime gravi notizie delle ultime ore, dall'omicidio di Padova al ritorno delle rapine in villa. Ma cominciamo subito come ogni martedì con il nostro sondaggio, vediamo dunque come avete risposto. No, questo è il sondaggio di oggi. Allora, il sondaggio di oggi è relativo alle Olimpiadi. No, ora questo è il risultato del sondaggio di ieri. Ragazzi, fatemi vedere le slide cortesemente. Il sondaggio di ieri era relativo ai migranti che hanno dormito nella notte sotto i portici a Treviso in via del municipio. Ebbene, vi avevamo chiesto, vanno aiutati? L'89,9% ha risposto no, il 10,1% ha risposto sì. Questa dunque è l'opinione dei nostri telespettatori relativamente a questo tema, del quale torneremo a parlare tra pochissimo. Invece il sondaggio di quest'oggi è relativo alle Olimpiadi. Cappello alpino ai volontari, è un dibattito infatti che sta infiammando i soci dell'ANA in queste ultime ore. È giusto dunque, secondo voi, se secondo voi è così, fate una chiamata gratuita allo 0422 162 6691, se per voi invece la risposta è no, 0422 162 6690. Come sempre l'esito del sondaggio verrà reso noto nel corso di Ring, in onda questa sera a partire dalle 21. Ma andiamo subito alla cronaca. Sono tornate a terrorizzare il Veneto le bande degli assalti in villa, con diversi episodi che si sono verificati negli ultimi giorni, da quello di Arcugnano ai danni dell'ex senatore della Lega Filippi a quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a San Zenone degli Ezzelini, vittima il fondatore della Forno d'Asolo. E proprio per tutti gli aggiornamenti su questo colpo ci colleghiamo in diretta con San Zenone degli Ezzelini, dove c'è per noi Daniela Sizia. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno anche ai telespettatori. Noi ci troviamo proprio davanti all'ingresso della villa. Vedete, il cancello è aperto perché da questa mattina c'è un via vai di carabinieri che stanno effettuando i rilievi all'interno dell'abitazione della villa, un via vai continuo, si cerca un minimo di indizio per riuscire a risalire, a identificare i sembra tre malviventi che hanno fatto irruzione nella notte tra domenica e lunedì. Da qui questa mattina è uscito anche il figlio, ha detto che il papà era in ospedale per dei forti dolori e quindi è andato a fare ulteriori accertamenti, quindi è tornato in ospedale l'imprenditore Fabio Gallina, che è stato colpito, lo ricordo, in pieno volto con un pugno. Si cerca di capire anche se si tratta della stessa banda che aveva colpito ad Arcugnano, proprio come dicevi tu Marta, qualche giorno fa, se possa trattarsi, ma ovviamente è ancora tutto un'ipotesi, possa trattarsi della stessa banda che aveva già colpito, una rapina violenta. Vi ricordo che sono entrati e hanno sferato un pugno in pieno volto all'imprenditore senza nemmeno potergli far dire una parola, poi la fuga con il bottino. In mano ora hanno anche un'arma, perché dentro la cassaforte hanno trovato un'arma che hanno portato via. Per ora non ci sono indizi, qui
ci dicevano non ci sono telecamere di sicurezza, ci sono però nel comune, e quindi i carabinieri stanno vagliando, stanno guardando le immagini delle telecamere per cercare di trovare anche solo un indizio, una macchina, per poter riuscire insomma a far partire tutte le indagini e capire chi sono questi malviventi, che pare parlassero in italiano, però ovviamente poche le parole dette. Qui fra l'altro a Romano d'Ezzelino, a San Zeno degli Ezzelini, qui sono tutti molto scioccati, nessuno parla, dicono insomma una rapina violenta che non ci si aspettava, una cosa che insomma la gente non riesce nemmeno più a capire. Ci dicono appunto hanno paura, c'è mancanza di sicurezza, dicono, insomma una situazione che ovviamente è difficile. Intanto vi faccio sentire il servizio che abbiamo fatto ieri, un po' che era che parlava proprio delle indagini, della ricerca di questi malviventi. Come vi ho detto, oggi qua ci sono ancora i carabinieri. Sentiamo intanto il servizio, poi magari torniamo in onda. Speriamo che qualcuno possa uscire, a parte i carabinieri, insomma ci sono probabilmente all'interno della villa, ci dicevano i militari, dei familiari. Un comando di malviventi, almeno 3 per nulla sprovveduti. I banditi hanno pensato a tutto nei minimi dettagli. Forse avevano tenuto sotto controllo l'imprenditore nei giorni precedenti. Prima di fuggire hanno denudato Fabio Gallina. Gli abiti se li sono portati via, questo probabilmente per non permettere agli investigatori di effettuare accertamenti sui vestiti toccati da almeno uno dei banditi. Ci sarebbe potuto essere il DNA. Hanno agito con freddezza. Il 61enne verso le 19 era andato a fare una passeggiata con il cane nella sua proprietà, poi al ritorno ha portato l'animale nel recinto ed è qui che si è trovato di fronte il rapinatore che, senza farlo nemmeno parlare, gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Dopo qualche minuto, ancora stordito, il 61enne è stato portato vicino alla porta dell'abitazione dove sono entrati in azione i complici. Gallina è stato costretto a restare steso a terra almeno per 30 minuti, gli è stato intimato di non guardare e di restare immobile. Hanno detto poche parole, i banditi sembra fossero italiani. Si sono diretti verso la cassaforte, le chiavi erano inserite. Pochi minuti per arraffare il bottino, compresa la pistola, e scappare lasciando Gallina legato a terra. Non ci sono telecamere di videosorveglianza nella villa. Noi abbiamo messo la videosorveglianza in varie zone del comune, anche gli accessi del comune sono videosorvegliati perché abbiamo l'accesso appunto ai varchi, e quindi insomma qualcosa si potrà anche capire dei passaggi che ci sono stati dei mezzi in quell'ora, in quelle 2 ore insomma. Indagini serrate dei carabinieri per trovare indizi sulla banda. Il primo cittadino ha subito contattato Fabio Gallina. L'ho trovato provato, ma con forza, l'ho sentito insomma tranquillo da un certo punto di vista. Un episodio violento, dice il sindaco, sono scioccati anche i cittadini, siamo a disposizione dei carabinieri per collaborare. Questa dinamica, quando mi è stata raccontata, ve lo dico, insomma, mi ha turbato parecchio, perché quando c'è di mezzo anche la violenza, già è una violenza entrare in una proprietà privata, no? Vedere delle persone estranee che entrano nella tua proprietà, in più subire la violenza anche fisica, è veramente qualcosa che lascia sconcertati. Solo qualche giorno fa un altro assalto alla villa di Alberto Filippi, imprenditore ed ex senatore 60enne, ha salito nella sua casa d'Arcugnano nel Vicentino, minacciato con una pistola e picchiato, banditi fuggiti con un bottino cospicuo. Impossibile per ora escludere eventuali legami tra 2 eventi criminosi. Marta, fra l'altro, fra le novità che sono emerse, che nelle stanze sia stato spruzzato con l'estintore, siano state spruzzate proprio con della schiuma per evitare che ci potessero essere delle tracce di DNA dello stesso. Per lo stesso motivo l'uomo era stato denudato e i vestiti sono stati portati via dalla banda, insomma una banda come avete sentito anche dal servizio, che insomma si può chiamare davvero di professionisti dell'assalti nelle ville. Marta, da qua è tutto, io ti restituisco la linea.
Grazie a Daniela Sizia con Edoardo Paris per la parte tecnica. L'avete sentito, non si escludono dei collegamenti con l'assalto avvenuto l'altro giorno ad Arcugnano ai danni di Alberto Filippi, imprenditore ed ex senatore della Lega. Indagini a tutto campo, sentiamo. Resta quello che sarà il futuro, cioè come la vita sarà affrontata da me, dalla mia famiglia, dalle mie bambine dopo un'esperienza drammatica come quella che abbiamo dovuto subire. È quello che resta dopo i momenti drammatici della rapina che si è consumata venerdì sera intorno alle 23, quando una banda di persone incappucciate ha assaltato la villa dell'imprenditore ed ex senatore Alberto Filippi, minacciandolo e picchiandolo per poi razziare l'abitazione degli oggetti di valore. Un'ora vissuta nel terrore. Il momento dell'aggressione in garage, poi l'ora di attesa sapendo che mia moglie e le mie bambine erano sequestrate al piano superiore, e poi quando mi hanno portato al piano superiore le ho viste che stavano bene. Ecco, questi sono i 3 momenti proprio dove potrei riassumere il dramma che si è vissuto. Io lo dico sempre, noi siamo i Filippi, dobbiamo reagire, nulla ci deve stendere. Nella vita io ho affrontato tanti momenti anche difficili e la storia dice che comunque li ho superati, supereremo anche questi. Continuano intanto senza sosta nel massimo riservo le indagini dei carabinieri di Vicenza dopo i sopralluoghi. Al vaglio le immagini del circuito di videosorveglianza e anche dei targa system della zona. Il sopralluogo ha dato un esito positivo insperato. Si stanno valutando e si stanno guardando tutti i movimenti che ci sono stati nella zona e anche prima, e quindi vediamo, abbiamo fiducia. E proseguiamo con la cronaca, con il delitto di Padova. Sono ancora tanti gli interrogativi sull'omicidio di Marco Cossi, assassinato con 15 coltellate. Si continua a cercare l'arma. Ci colleghiamo con Valentina Visentin per tutti gli aggiornamenti. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, noi ci troviamo a Selvazzano dove risiedeva il 48enne Marco Cossi, vittima dell'omicidio domenica notte in via Isonzo nel quartiere Brusegana qui a Padova, quindi poco lontano dalla sua abitazione. Ancora non è stata ritrovata l'arma del delitto, sconosciuto il movente. Quel che emerge sono dettagli sulla ferocia dell'omicidio. Oltre 15 le coltellate inferte all'uomo che lo hanno raggiunto all'addome, al volto e al collo. Ha cercato di difendersi dal suo aggressore e questa ferocia fa pensare che insomma i due si potessero conoscere. Un delitto appunto avvenuto domenica notte, è stato trovato agonizzante il 48enne originario di Latisana da alcuni passanti che poi hanno dato l'allarme. La squadra mobile e la scientifica stanno continuando a cercare l'arma, un coltello che però al momento non si trova. Domenica sera, prima di essere ucciso, il 48enne ha cenato con la mamma e poi si è recato a questo appuntamento da cui non ha più fatto ritorno. Ricostruiamo con il servizio la cronaca di quanto è avvenuto. Ucciso con almeno 15 coltellate inferte con una furia inaudita e con il preciso intento di non lasciare scampo alla vittima, Marco Cossi, il 48enne di Latisana, assassinato domenica notte tra via Isonzo e via Santi Fabiano e Sebastiano a Padova, ha provato a difendersi, ma il suo assassino ha continuato a colpire numerosi fendenti all'addome, al collo, al volto e anche alle mani. Una violenza che fa pensare che i due forse si conoscessero. Quel che è certo è che non è stato un omicidio scaturito da una rapina, perché Cossi in tasca aveva il portafoglio e tutti i suoi effetti personali. Manca ancora l'arma del delitto.
Ieri mattina i poliziotti della squadra mobile della questura di Padova e la polizia scientifica hanno setacciato a lungo con il metal detector tutta la zona vicino al tratto boschivo a fianco della tangenziale e nei campi vicino all'aeroporto alla ricerca del coltello usato per l'aggressione, ma ancora non è stato trovato nulla. Il corpo di Marco Cossi è stato notato da un passante uscito domenica sera da una festa in un locale poco lontano verso mezzanotte. Vedendo l'uomo agonizzante che chiedeva aiuto ha allertato le forze dell'ordine. I medici del 118 hanno cercato di rianimare il 48enne che è morto dopo pochi minuti. Secondo quanto ricostruito, l'aggressione sarebbe iniziata nell'area isolata tra l'argine e la tangenziale, mentre il corpo è stato trovato nel sottopasso. Poco lontano la polizia ha ritrovato l'auto di Cossi, una Golf di colore grigio con le portiere aperte e la chiave ancora inserita nel blocchetto d'accensione. Il 48enne, originario di Latisana, viveva a Selvazzano con la mamma anziana che accudiva. Domenica sera aveva cenato con lei, poi aveva detto che usciva per un appuntamento. Nessun precedente, una vita regolare, un impiego in una ditta di logistica per il trasporto dei medicinali, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine. È un mistero quanto è accaduto a Marco Cossi, anche se insomma, da quanto si è scoperto sembra che proprio ieri l'uomo doveva cominciare una nuova attività lavorativa. Nei suoi piani infatti l'apertura di un food truck, un camioncino per la vendita di panini e bibite insieme a un socio di cui però ancora non si conosce l'identità. Anche nel bar qui sotto casa dove abbiamo appunto sentito chi lo conosceva, la barista parla di un uomo molto gentile, educato, che tutti i giorni veniva a far colazione e poi portava un cappuccino caldo alla mamma invalida che non poteva uscire di casa. Ricostruiamo il profilo di Marco Cossi nel servizio e poi la linea può tornare allo studio. Era tornato a vivere con la mamma anziana a Selvazzano, nella frazione di Tencarola. Si prendeva cura di lei quotidianamente. Prima aveva vissuto per un periodo in Inghilterra, prima ancora quando era sposato per un breve tempo a Noale, ma era originario di Latisana. Marco Cossi, il 48enne ucciso domenica sera a Padova, lavorava nel campo della logistica per una ditta di trasporto di materiale medico. Un impiego stabile, una vita regolare, nessuna frequentazione pericolosa, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine. Insomma, di certo un profilo normale. Perché allora domenica sera il 48enne ha raggiunto un luogo così isolato di Padova, spesso utilizzato come ritrovo da tossicodipendenti? Nello stesso luogo, nel marzo del 2023, poco lontano, era stato ucciso uno spacciatore, sempre a coltellate. La polizia sta ricostruendo le ultime ore di vita di Cossi per capire come mai sia arrivato in via Isonzo e con chi avesse appuntamento. L'uomo avrebbe dovuto aprire una nuova attività insieme ad un socio. Dovevano infatti aprire un food truck, un camioncino per la vendita di panini e bibite, ma è stato ucciso la sera prima dell'inizio di questo nuovo lavoro. A Vicenza ora oggi c'è un incontro tecnico nella sede di ARPAV per affrontare il tema della bonifica dell'area Miteni. In questa occasione le mamme NOPFAS si sono riunite davanti appunto alla sede dell'ARPAV per una protesta silenziosa, obiettivo sostenere con forza le istituzioni nella richiesta della bonifica appunto di questo sito. Ci colleghiamo quindi con Vicenza, dove vedo che abbiamo il nostro Daniele Garbina. A te Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo in via Zamenhof, alle mie spalle proprio la sede dell'ARPAV, anche una delegazione delle mamme NOPFAS che questa mattina ha saputo di questo incontro che è ancora in corso, ricordiamo dalle 11 e dura proprio con i rappresentanti delle aziende che hanno poi gestito il sito della Miteni di Trissino. Sono qui, a proposito, come avevi giustamente anticipato, che fosse una protesta silenziosa, invece le mamme NOPFAS come Giovanna Dal Lago, che è insomma, la portavoce. È stata silenziosa o mica tanto, avete detto? Allora non è sicuramente una presenza silenziosa, ma abbiamo detto la nostra. Ecco, volevo anche precisare che non siamo solo noi mamme NOPFAS, adesso in questo momento sono io, ma siamo in rappresentanza di tutta la rete Zero FAS Veneto, perché, e anzi ancora di più io dico di tutti i cittadini, perché ci sentiamo portavoce di un grido per un ambiente sano, un grido per un'acqua sana, per avere l'acqua sana, e quindi siamo qui per chiedere che venga
attuata la bonifica del sito ex Miteni. Ecco, proprio su questo tema il problema della bonifica è l'aspetto più scottante, perché nonostante tutti gli accertamenti, il lavoro, il processo, almeno nella prima parte, si è concluso, resta ancora il grande problema che il sito Miteni continua comunque a inquinare, e questi progetti di bonifica su cui si sta discutendo, su cui poi sono stati anche finanziati, in realtà non sono mai partiti. Ecco, sono le modalità oggetto della discussione. Sappiamo che qui è stato presentato un progetto, come è stato detto, è stato anche oggetto di discussione. Noi abbiamo intervistato anche il delegato del comune di Trissino, che è intervenuto in qualità, ecco, di rappresentante delegato del sindaco, per capire un po' meglio qual era l'oggetto della discussione. Sentite cosa ci ha detto? L'argomento è lungo e soprattutto è molto molto impegnativo, bisogna entrare nel dettaglio e capire tutti i dettagli del progetto depositato con tutte le problematiche che possono essere insite. Non è una cosa semplice. Quindi c'è un progetto che viene messo in discussione? No, più che messo in discussione, deve essere valutato. Ok. Perché dobbiamo valutare il progetto. Chi ha fatto questo progetto? Il progetto è stato presentato dalle ditte interessate, cioè ICI, Eni Rewind e Mitsubishi. Marzotto non è interessata a questo tipo di iniziativa. Voi come comune venite qui Perché il comune è il responsabile del procedimento, nostro malgrado, come siamo quelli che ogni tanto, spesso, ricevono gli avvisi e i ricorsi pendenti da tutte le aziende. Oggi si decide qualcosa, è una seduta interlocutoria? No, sono tutte sedute di approfondimento, è nella conferenza di servizi che si decide. Okay. Che avverrà quando? Oggi viene deciso, anche perché non è che con una, ne avremo tante. La sua aspettativa proprio in questo momento per oggi? Per oggi è che si riescano a chiarire alcuni punti che sono ancora oscuri o non ben definiti. Uno fra tutti? Definizione di bonifica rispetto a messa in sicurezza permanente, nel senso che sono sostanze che non sono facilmente bonificabili. Ecco, allora abbiamo capito che era una riunione importante anche per la presenza dei rappresentanti delle aziende interessate alla bonifica che hanno presentato il progetto, ed è stata anche la prima volta di un incontro delle mamme ufficialmente, e avete approfittato subito voi. Sì, abbiamo consegnato di persona questa lettera e con l'occasione abbiamo anche stretta la mano, perché riteniamo che la relazione sia la base per risolvere un problema, confrontandosi in modo pacifico e che sia risolutivo. Ecco. Temete un progetto che in qualche modo non sia efficace, qual è il tema? Noi abbiamo questa paura, fino adesso vediamo come stanno andando le cose, si predilige ciò che costa meno piuttosto quello che veramente risolve il problema, quindi l'efficienza in rispetto all'efficacia. Noi vogliamo mettere la salute prima di ogni impegno economico, nel senso che non si deve misurare i soldi per ottenere un ambiente sano, abitato da tanti cittadini. Ecco, e su questo state anche marcando a uomo, diciamo così, tutte le istituzioni, ma c'è un obiettivo grosso. Chi è e da quanto tempo siete partiti per invitarlo? Sì, in occasione di un convegno che abbiamo fatto con il Patto di Comunità insieme a tanti gruppi ambientalisti, Lega Ambiente, Libera, AGESCI, ACLI, abbiamo appunto invitato a questo tavolo il Ministro dell'Ambiente. Non è potuto venire, ma con questo non ci arrendiamo. Le istituzioni sono il prolungamento dei cittadini e i problemi si risolvono se siamo uniti e collaborativi perché si realizzi la bonifica. Ecco, allora ovviamente noi staremo al vostro fianco e seguiremo ovviamente passo passo tutte queste iniziative, saremo anche qui, incrociamo le dita che venga effettivamente il Ministro come desiderata. Ecco. È significativo, sarebbe molto significativo che le istituzioni fossero proprio presenti. Ecco, allora direi che per il momento è tutto da Vicenza, dalla sede dell'ARPA. Se non hai domande restituisco la linea allo studio.
Grazie a Daniele Garbin con Simone Squarcina per la parte tecnica. Noi ora torniamo a Treviso. Quella trascorsa è stata la seconda notte sotto i portici per i migranti, per alcuni dei migranti sgomberati dal Parc dal Negro. Il dibattito in città è tesissimo dopo l'attacco del sindaco Mario Conte ai due parroci che hanno dormito con loro, Don Giovanni Kirchner e Don Francesco Filipputti. Ieri sera Cristian Arboit e Tommaso Migot erano con loro. Queste le voci di Don Francesco e poi di volontari e migranti. Sentiamo. Lei è qui per portare di nuovo la sua solidarietà ai migranti, in primis, e poi le chiedo se si sente di rispondere al sindaco Mario Conte, che ha parlato di strumentalizzazione politica e ha chiesto l'intervento anche del vescovo della Curia. Ma non so, cioè dico, noi facciamo i preti, ecco, se non fare il prete vuol dire non fare queste cose qua, non so cosa dovrebbe voler dire fare il prete, insomma, ecco, credo che sia importante anche prendersi cura delle persone, che siano esse della parrocchia o anche tutte quelle che ci girano attorno. Io sono in una parrocchia a San Bartolomeo che vive proprio di questa mixité, dove la presenza culturale della comunità cattolica insieme a tante altre. Domenica abbiamo fatto la festa del quartiere, che abbiamo chiamato proprio così perché sentiamo la necessità di dare anche spazio a tutte le realtà che abitano il nostro territorio, perché comunque sono tutte che possono contribuire e dare il loro contributo, per cui da questo punto di vista la nostra presenza qua non ha nulla di ideologico, non è legata a nessuna ideologia se non la cura delle persone. Oggi mi hanno chiesto che se questo secondo me è un segno forte, come rispondeva un suo collega, secondo me più che un segno forte è un segno umano. Ecco, abbiamo bisogno di umanità, quindi di cercare di rasserenare le situazioni. Noi non siamo qui per dover contestare nessuno, siamo semplicemente qua per aiutare ed essere accanto a delle persone che hanno bisogno che i loro diritti siano garantiti, basta, senza nessuna critica. Si tratta di umanità, di condividere l'umanità nel momento del bisogno. Se avessi bisogno io, un fratello musulmano, secondo me potrebbe venirmi in soccorso, quindi dobbiamo smettere di vedere tante differenze inutili, quando invece dovremmo, come insegnava bene Papa Francesco, creare ponti. Laddove c'è un bisogno umano dobbiamo essere solidali, dobbiamo essere vicini, e anzi aggiungo che i fratelli musulmani hanno fatto il Ramadan da poco tempo e a me sinceramente hanno dato tanto esempio di fedeltà alla religione loro, di coerenza con la loro preghiera. Noi cristiani abbiamo anche tanto da imparare. Mi chiamo Ali. Sì. E da dove vieni? Sono pakistano, 6 mesi Italia, no campo, tutti freddo, dormire qua freddo, no casa, no mangiare, Kalidas mangiare uno time sera, poco mangiare. Tu cosa vorresti fare qua in Italia? Stai lavorando? No lavoro, tutte domande, agenzia di lavoro, dove casa, parcheggio dormire, no lavori. Fino a che non c'è una risposta staremo qui, stiamo organizzando la cosa insieme a tante realtà e soprattutto la stiamo organizzando con le persone che vivono in strada, che è la cosa più importante. Non pensare esclusivamente ai volontari, ma chi vive in strada, e avendo chiaro il fatto che tutto questo parla della questione abitativa. Come dicevo prima, chi è in strada ma anche chi ha un reddito medio, e se non ci accorgiamo di questa cosa non siamo in grado di affrontare veramente il problema. In una città come Treviso, dove non si trovano 11 posti per dare da dormire a delle persone, ma insomma mi sembra veramente che sia una situazione incredibile, e io capisco che ci sono molti che c'è il dormitorio è pieno, che magari non ci sono posti, ma insomma qua bisogna organizzarci e trovare. Io trovo che sia veramente gravissimo e non è un bel segnale della città. Così mangiamo. Grazie Sandra. Grazie. E la polemica si infiamma in città con un duro attacco del sindaco di Treviso, Mario Conte, che parla di strumentalizzazione politica dei migranti. Se non ci sono delle risposte, la nostra intenzione è quella di continuare, lì o altrove. Chi vuol far polemica può continuare a farle. Per me possono venire anche tutte le sere qui sotto il municipio, non è un problema.
Botta e risposta a distanza tra Don Kirchner ed il sindaco di Treviso dopo che un gruppo di migranti sgomberati dal Parc del Negro ha trascorso la notte sotto i portici in via del municipio a 2 passi da Cassugana, con loro 2 sacerdoti, alcuni volontari e membri dell'opposizione. Mario Conte è durissimo, parla di provocazione e strumentalizzazione politica. Non ho visto i parroci andare a dormire nel parcheggio dal Negro in mezzo agli escrementi, in mezzo ai rifiuti, in mezzo alle bottiglie, in mezzo ai cacciaviti, in mezzo a tutta quella sporcizia che abbiamo raccolto. Non ho visto la consigliera Dozzo andare lì a dormire al Parc del Negro, così come non l'ho vista andare a dormire al parcheggio a Piani, ma ho visto invece un sindaco che con la polizia locale e con Contarina e tutti gli operatori che sono intervenuti hanno sanificato e ridato dignità a un luogo. Non ho visto per esempio i 2 parroci portare questi migranti sotto al porticato del Duomo piuttosto che dove c'è il seminario, che ci sono degli spazi. Rincara la dose il capogruppo di Fratelli d'Italia, ricordando i 750.000 euro investiti ogni anno dal Comune per l'accoglienza. Abbiamo investito centinaia di migliaia di euro per l'accoglienza, di più non si può fare, cioè, questa amministrazione non è chiamata a fare miracoli, forse per i miracoli sarebbero più adatti quei parroci che erano stanotte. Il parroco di Santa Maria del Sile spiega le ragioni dell'iniziativa. Non ci sono persone di serie A e persone di serie B, quindi quelle di serie A hanno la casa e possono stare tranquilli, mentre quelli di serie B possono anche dormire per strada perché in qualche modo sono invisibili. Ci siamo spostati dalla loro parte in modo che tutti potessero vederli. Don Kirchner, che ha dormito in strada con Don Filipputti, parroco di San Bartolomeo, sposta la questione sul lavoro da fare per risolvere la situazione, allargando l'impegno e coinvolgendo anche le categorie economiche. Sì, ci mettiamo insieme come cittadini, come sistema, con le associazioni di categoria, con i sindacati, con Confindustria, con tutti quelli che possono dare una mano. Se ci mettiamo insieme probabilmente una soluzione complessiva si può trovare. La Procura di Napoli ha chiesto il processo per i genitori del ragazzo di 13 anni che ha lanciato dal balcone il 15 settembre del 2024 la statuina che ai quartieri spagnoli uccise la turista padovana Chiara Iaconis. Si ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso, mentre è stato prosciolto dal Tribunale dei minori il figlio perché non imputabile. L'udienza davanti al GUP del Tribunale di Napoli è in programma per il prossimo 26 giugno. I genitori hanno sempre dichiarato tramite i loro legali la totale estraneità alla vicenda. La statuina lanciata non sarebbe di loro proprietà e chiedono che il figlio venga scagionato nel merito e non perché minore di 14 anni. Per questa ragione hanno impugnato la sentenza di proscioglimento del figlio motivata dal non luogo a procedere. Ancora a cronaca, sono stati sequestrati dalla polizia di Treviso oltre 150 kg di cocaina. Si tratta di un'attività di contrasto al traffico di stupefacenti iniziata nel novembre del 2025. Arrestati 3 cittadini albanesi, in particolare un 48enne albanese è stato trovato in possesso di 20 panetti di cocaina per un totale di 20 kg, oltre a mezzo chilo di hashish, tutto nascosto in auto. Lo stupefacente era occultato all'interno di un vano azionabile elettromagneticamente collocato al di sotto dei sedili anteriori della macchina. Controllate poi le abitazioni di 2 connazionali di 31 e 34 anni. Gli agenti hanno trovato nascosti sotto il letto di uno dei 2 spacciatori ulteriori 122 panetti per un totale di 150 kg di cocaina, oltre a denaro contante per quasi 56.000 euro. È scattata la denuncia, ora ci spostiamo nel veneziano, nei confronti del 19enne che ha aggredito 3 persone al pronto soccorso di Dolo, mentre resta ricoverata la guardia giurata che ha riportato un trauma cranico e uno al ginocchio nella colluttazione. Sentiamo. È partita una denuncia rispetto al gesto
di questo ragazzo insomma, che è andato in escandescenza. È avvilente che siamo qui oggi a parlarne. Ovviamente l'anno scorso abbiamo avuto un'aggressione più o meno al giorno alla nostra azienda tra verbali e fisiche, quindi è un gesto purtroppo non raro. Resta ricoverata la guardia giurata che ha riportato un trauma cranico e un trauma al ginocchio dopo l'aggressione subita al pronto soccorso di Dolo da un 19enne di Fiesso d'Artico noto alle forze dell'ordine, che si trovava lì per un trauma cranico con frattura nasale dopo una rissa in un locale. La prima a essere colpita a sputi in faccia quella notte è stata però l'infermiera del triage che lo stava medicando. Stessa sorte per un autista del SUEM 118 intervenuto in soccorso della collega. È avvilente, lavoriamo perché il nostro personale ovviamente si prenda cura di tutti e poi questi a volte sono i risultati. Cercheremo ancora di più di lavorare nella prevenzione per quanto ci riguarda, anche se questi casi sono difficilmente intercettabili. Ferma condanna del governatore Stefani, che esprime la sua solidarietà definendo questi episodi inaccettabili e aggiunge: abbiamo scelto di intervenire con azioni concrete per sostenere e proteggere chi opera in prima linea, destinando oltre 60 milioni di euro alle indennità per il personale dell'emergenza urgenza, una misura che coinvolgerà circa 3.200 lavoratori del sistema sanitario regionale, riconoscendo la particolare gravosità del lavoro svolto nei pronto soccorso, tra i servizi più esposti a carichi di lavoro elevati e anche al rischio di aggressioni. L'attenzione, evidenzia l'assessore regionale alla sanità, è massima. Dobbiamo pensare a chi cura, chi si prende cura di chi cura, e quindi degli operatori, di quelli che avevamo chiamare i professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, amministrativi, che, come è accaduto ancora recentemente, sono oggetto di aggressione. E quindi dobbiamo riuscire a rendere il cittadino consapevole che siamo tutti parti dello stesso sistema, e questo sistema, che è il sistema delle 3C, casa, cura, comunità, ha come mission in Universum Salus la salute per tutti. La morte del piccolo Adam dopo un intervento chirurgico al braccio all'ospedale di Rovigo. Mercoledì, cioè domani, verrà eseguita l'autopsia. Intanto la Regione ha inviato gli ispettori all'ULSS 5 Polesana. Si svolgerà mercoledì l'autopsia sul corpicino di Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddiq, il bambino di 2 anni di origine egiziana, morto martedì scorso dopo una disperata corsa all'ospedale di Padova durante un intervento al braccio destro considerato di routine all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Sul caso indaga la Procura di Padova dopo l'esposto presentato dalla famiglia. Nel frattempo, nell'ULSS 5 Polesana, la Regione Veneto ha inviato gli ispettori. Abbiamo attivato una procedura con Azienda Zero che permette ovviamente delle visite ispettive dopo l'audit clinico da parte del reparto. Questo è quello che noi amministrativamente dobbiamo fare, poi ovviamente la Procura farà il suo corso e noi siamo assolutamente convinti che la Procura sarà in grado di dimostrare eventuali responsabilità del caso. La famiglia di Adam da subito ha chiesto che sul caso venga fatta piena luce. In Italia da 1 anno con i genitori e i fratelli, Adam viveva a Fidenza nel Permense. Accanto ai genitori disperati per la perdita del loro figlio più piccolo, l'Associazione degli Egiziani in Italia. Domenica in 200 hanno chiesto giustizia davanti all'ospedale polesano. Vogliamo che ci vuole la verità di questo ospedale, vogliamo sapere cosa è successo al nostro figlio. Giustizia! 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 Tante le domande aperte. La famiglia, attraverso i suoi legali, vuole capire dove sia morto Adam, se in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale di Padova o se dopo l'arrivo nella città del Santo, e il perché non sia stato usato l'elisoccorso. Una volta restituito alla famiglia, i funerali del piccolo Adam si svolgeranno in Egitto. Fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, rimanete con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali a Mestre, ora perché è stata sospesa la professoressa che nei giorni scorsi ha tagliato una ciocca di capelli a 2 alunne alle scuole medie Bellini di Mestre. L'episodio aveva suscitato grande scalpore nella scuola e tra i genitori preoccupati per la condotta dell'insegnante, una supplente di una supplente arrivata una ventina di giorni fa e a cui era stato affidato l'incarico fino a fine anno. Dopo le rimostranze dei genitori e l'indagine interna avviata dalla scuola, la donna è stata sospesa in via cautelativa.
Si torna a parlare di suicidio assistito, di fine vita in Veneto dopo l'appello di Roberto, paziente oncologico padovano, che ha pubblicato un video in cui fa un appello dopo aver ricevuto il secondo diniego. Sentiamo. Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all'altro potrebbe provocare un ictus. Mi chiamo Roberto e vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi. Roberto, 67 anni, padovano, dal 2006 affetto da un tumore cerebrale, ha deciso di uscire dall'anonimato e rendere nota la sua vicenda per chiedere di poter essere aiutato a morire in Italia, a casa sua. Lo fa in un video diffuso dall'associazione Luca Coscioni dopo aver ricevuto il secondo diniego dall'USL al suicidio assistito. All'improvviso potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia, le gambe. Purtroppo non c'è possibilità di cura. Ogni sera spero di morire nel sonno. La mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto. Per questo ho chiesto di essere aiutato a morire come previsto dalla Corte Costituzionale. In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma preferirei morire a casa mia. Con voce calma Roberto racconta la sua sofferenza quotidiana. In cuor suo si augura di morire nel sonno. Per lui è una questione di dignità. Credo che una prognosi infausta come la mia debba essere un requisito sufficiente per avere l'aiuto del mio sistema sanitario. È una questione di dignità. Nel 2024 Roberto aveva presentato la domanda all'USL padovana per la verifica dei requisiti richiesti dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale per poter accedere al suicidio assistito in Italia. A maggio del 2025 però aveva ricevuto un primo diniego da parte dell'ASL perché non sarebbe in possesso di uno dei 4 requisiti indicati dalla Corte, ovvero la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Al momento l'USL Saiuganea preferisce non rilasciare dichiarazioni. Ladri in trasferta dal campo nomadi di via Longhin a Padova a Noventa Padovana. Su tutte le furie il sindaco Marcello Bano che attacca il primo cittadino di Padova. Scende dall'auto, prima prova a forzare la serratura di un veicolo in sosta, poi spacca il finestrino, arraffa qualcosa e con il bottino risale in macchina e se ne va. Gennaio 2026, Noventa Padovana. A immortalare quanto accaduto le telecamere di videosorveglianza del comune e grazie al targa system il colpevole è individuato in un residente del campo nomadi di via Longhina a Padova, arrabbiato il primo cittadino. È solo la fine di una serie di immagini che abbiamo e di targa system, di registrazione targhe di questi ospiti del comune di Padova che vengono a rompere le auto a Noventa Padovana, a fare un bancomat, come si suol dire, prendendo gli averi dei cittadini di Noventa Padovana. Il sindaco Bano attacca anche i recenti provvedimenti della giunta Giordani. Non solo li ospita senza mandarli via, ma addirittura gli paga i debiti, gli azzera i debiti e finanzia con opere pubbliche questo campo. Ecco, lei che cosa chiede? Che venga sgomberato immediatamente il campo Rom di via Longhin. Non si fa attendere la risposta di Sergio Giordani. Nel campo nomadi di via Longhin abitano 75 persone, di cui 40 sono minori. Pensare di lasciare 40 bambini sotto la pioggia mi fa venire la pelle d'oca. Ho una sensibilità su questi temi che forse al sindaco Bano manca. Io non cambio strada. Ancora cronaca con la maxi operazione della Guardia di Finanza contro una frode fiscale milionaria nel mirino, un sistema di crediti di imposta falsi per circa 200 milioni di euro, coinvolta anche la provincia di Treviso. Una frode fiscale su larga scala basata sulla creazione e sulla circolazione di crediti d'imposta inesistenti, è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Varese al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio. 11 imprenditori residenti in diverse province italiane sono indagati per aver acquistato e detenuto crediti fiscali falsi pronti per essere utilizzati per compensare tasse e contributi. Al centro del sistema decine di società
società cartiere prive di reale attività, create appositamente per generare crediti fittizi per milioni di euro. In un caso, una sola società ha richiesto quasi 100 milioni di euro. L'operazione ha portato al sequestro preventivo di circa 200 milioni di euro e alla chiusura di 45 società coinvolte in tutta Italia. L'attività di controllo ha riguardato anche Vittorio Veneto, dove una ditta avrebbe tentato di riscuotere crediti fiscali inesistenti, rientrando nel sistema fraudolento individuato dagli investigatori. Ha riguardato anche la provincia di Treviso, perché lì insiste una delle società che inizialmente avevano acquisito questo credito fraudolento. In particolare si tratta di oltre 7 milioni di euro che erano stati acquistati da questa società, che era stata poi destinataria anche del decreto di sequestro preventivo per pari importo, e che successivamente ha deciso di eliderlo tramite una dichiarazione integrativa e quindi ha annullato questo credito, portando un risparmio certo per le casse dello Stato. Altre società, come quella di Vittorio Veneto, hanno rinunciato spontaneamente ai benefici illeciti, consentendo il recupero immediato di circa 36 milioni di euro. Per le altre aziende, grazie all'intervento delle Fiamme Gialle, una parte dei crediti è stata bloccata prima dell'utilizzo. Le indagini sono ancora in corso. La cronaca giudiziaria ora, l'omicidio stradale nel quale perse la vita la piccola Lea Stevanovic a Creazzo. Ieri era attesa la sentenza per l'uomo accusato dell'incidente ed invece l'udienza è stata nuovamente rinviata. Il dolore dei genitori. Sì, devo dire che sono veramente arrabbiata, delusa. Non ne posso più. Sono le uniche parole espresse da Giovanna Stevanovic, la mamma della piccola Lea, al termine dell'udienza a carico di Fabio Zattera, il 56enne di Creazzo, accusato di omicidio stradale aggravato per la guida in stato di ebbrezza per aver causato l'incidente in cui è morta la bimba di 10 anni. Il papà Zarco invece è rimasto chiuso nel suo dolore. La sentenza era attesa in quest'ultima udienza, che invece è stata ulteriormente prorogata. I legali della difesa dell'uomo hanno inaspettatamente prodotto un documento inedito che ha sottratto tempo ai giudici per valutarlo. Questo documento insomma non è stato ammesso, quindi alla fine tutto quanto è andato un po' troppo per le lunghe e non si è riusciti a completare l'udienza entro i termini. Adesso l'udienza è rinviata il 25 maggio 14:30. I miei clienti sono un po' delusi, un po' amareggiati, perché insomma hanno visto questa condotta come una dilazione, come un andare avanti. Per loro insomma c'è un dolore forte che la conclusione del processo in parte potrebbe anche lenire un po'. Andiamo ora a Chioggia. Abbiamo parlato anche nel corso di questa edizione del nostro telegiornale della questione dei migranti, delle difficoltà di trovare alloggio, della necessità di coinvolgimento anche della classe imprenditoriale, dove molti di questi migranti lavorano. Ebbene, da Chioggia arriva un esempio virtuoso nel settore dell'agricoltura. Ci colleghiamo quindi con il nostro Lucio Zanato. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Stiamo realizzando una puntata di agricoltura, come vedi, e ti ho chiesto la linea perché, visto quello che sta succedendo a Treviso, credo che questo sia un esempio molto importante di integrazione possibile, di veramente integrazione da chi viene dall'Africa, integrazione possibile con delle storie davvero particolari. Sono con Mauro Mantovan, a Chioggia, perché loro sono praticamente il vettore che permette in questo momento anche di creare un flusso diretto. Però dove siamo intanto e che particolarità ha questa azienda? Siamo a Calino di Chioggia, siamo a 1,5 chilometri dal mare e questa azienda è un'azienda vivaistica di piantine da orto che impiega circa 250 dipendenti, di cui una metà principalmente extracomunitari. E voi avete dato una mano proprio a questo inserimento? È un processo partito circa 10 anni fa, prima con i richiedenti asilo e poi successivamente con i vari flussi predisposti dai vari governi. Ecco, faccio anche una domanda un po' cattiva. Qualcuno direbbe: ma
ma perché inserire stranieri e non ad esempio persone che vivono qui e che magari sono un po' in difficoltà? Beh, la risposta è banale, si fa estremamente fatica a trovare manodopera che voglia dedicarsi a questo tipo di attività, e quindi la manodopera extracomunitaria per questa tipologia di impresa è essenziale. Torneremo da Mauro Mantovan perché c'è anche una novità. Invece sono con Sergio Bacchetto, che è il titolare invece di questa azienda, con i cugini. Quindi tra l'altro, Marta, questa è un'azienda è un vivaio, è il primo in Italia per la produzione di piantine di orticola. Tanto per intenderci, gran parte della passata di pomodoro che mangi o che mangiano i nostri telespettatori parte da qui, parte da queste piante, vero? Sì, è vero. Noi nel 2025 abbiamo prodotto 220 milioni di piantine di pomodoro e, come dicevi prima tu, ogni 3 pomodori uno è nostro, di quello che trovate sugli scaffali del supermercato. Ecco, proprio per questo voi avevate bisogno di tanta gente da lavorare, che lavorasse, insomma, perché vediamo che la distesa di piantine eccetera, e quindi avete cominciato questo processo, chiamiamolo così, di integrazione, perché avete trovato delle mani da chi veniva dall'altra parte del Mediterraneo. Sì, noi abbiamo avuto un'esigenza aziendale di trovare delle persone che erano disposte a lavorare nella nostra azienda. Purtroppo il mondo agricolo è un mondo difficile, quindi trovare personale non è facile, personale che ha voglia di lavorare proprio manualmente. Quindi abbiamo cercato delle persone, abbiamo trovato dei ragazzi che venivano dall'Africa e abbiamo fatto questo progetto ancora nel 2017 con loro. Avete fatto con i primi 19, alcuni venivano addirittura da Cona, ti ricordi il centro di accoglienza di Cona, e però sta funzionando perché gli avete fatto il corso di italiano, gli avete fatto, insomma, pensa Marta che li hanno portati anche a fare il primo conto corrente, perché poi c'è tutto un processo di integrazione che serve anche questo, cioè serve proprio accompagnarli. Certo, oltre che l'integrazione dal punto di vista lavorativo c'era un punto di vista anche sociale che abbiamo affrontato, come potrebbe essere il discorso del conto corrente, insomma arriva la prima busta paga e poi cosa si fa? Allora abbiamo portato in banca e abbiamo aiutati ad aprire il conto corrente. E poi anche in prefettura, ad esempio, per fare il processo da richiedente asilo a un permesso per lavoro. Poi c'è stato l'esigenza di sistemare tutte queste situazioni, perché erano tutti richiedenti asilo e avevano bisogno di un permesso di soggiorno per lavoro. Sì, abbiamo portati tutti i ragazzi a gruppi, un po' alla volta in prefettura a Venezia, li abbiamo accompagnati e abbiamo sistemato i documenti. Adesso sono tutti a posto, tutti in regola. E poi, l'ultima cosa, addirittura avete trovato casa? Allora, a qualcuno non a tutti, perché sono tanti, è un po' difficile, insomma. Poi noi qua a Chioggia abbiamo il turismo che ci riempie tutti gli alloggi. No, a qualcuno abbiamo trovato l'appartamento, a qualcuno dal punto di vista aziendale, diciamo, ha collato in noi il contratto d'affitto. Abbiamo acquistato anche delle case ultimamente per dare alloggio ai ragazzi che lavorano da noi. Senta, ma chi ve l'ha fatto fare? Ma non ne ha fatto fare nessuno, c'è un'esigenza lavorativa nostra e poi anche noi ci troviamo bene perché i ragazzi sono bravi, lavorano, si impegnano, hanno imparato tanto e noi siamo contenti di questo. E allora proprio andiamo a uno di questi ragazzi che si chiama Ibrahim Kamata. Ibrahim, in 2 parole la tua storia, tu sei uno arrivato con i barconi. Sì. Innanzitutto saluto tutti quanti che mi guardano, veramente ringrazio il mio capo, quello che appena parlato, è Sergio Boscolo, veramente mi trovo bene qua. Da quando sono entrato qua a Vivaio Bacchetto fino adesso sono veramente orgoglioso di lavorare con loro. Mi piacerebbe più in futuro che continuerò a lavorare, anche se c'è la possibilità di portare la famiglia, e sarebbe un piacere per me. Perché poi tu sei uno che lavora, paga le tasse, adesso mi pare vivi in una delle case che ti ha procurato qui il datore di lavoro. Esatto, avevo difficoltà perché prima venivo da Mestre, prendevo l'autobus per quasi 3 anni e dopo capo mi ha cercato un appartamento, che ha preso l'appartamento, adesso che mi sono integrato qua a Chioggia, Sottomarina. Ma senti, tu non pensi di cambiare lavoro ormai qui? No. Sei in famiglia? Non ho anche intenzione di cambiare di lavoro. Penso di tirarle avanti e fino alla mia vita. Così. Ecco, tieni presente Marta, questa è la novità, che lui è riuscito anche a portare il fratello, che qui c'era ancora bisogno di lavoro, però il fratello non ha preso il barcone, ma ha preso l'aereo. Come hai fatto? Allora, questa è una possibilità al mio capo.
ha detto che è possibile che fare la richiesta alla CIA e patronato. Abbiamo fatto questa richiesta e io non credevo, era il mio sogno, però non credevo che possiamo avere questa opportunità di portare le persone qua. La sofferenza che ho avuto in Libia, Algeria per venire, io avevo pensato così, che di aiutare un fratello, un amico, di portarli qua, ma invece c'era un flusso che mi hanno parlato di questo, che potrebbe fare anche quello, e ho chiesto il mio capo e ha detto che è possibile. E quindi tuo fratello praticamente ha preso l'aereo ed è atterrato a Bologna. Esatto. Cosa ha detto quando è atterrato a Bologna tuo fratello? L'abbiamo intervistato, lo vedete nella puntata di agricoltura. Allora, quando lui è venuto, lui non credeva proprio che si passa così veloce e facile. Quando è arrivato alla Bologna, che mi ha visto, ha detto che il fratello non credevo questo che si fa, veramente. Lui era agitato e contentissimo. Quando abbiamo chiamato la mamma ha detto che questo non può essere vero, e subito quasi qualche ore che arriva in Italia, no, ma non è vero. Ho detto che guarda che mamma lo fai passare il fratello che parla. Quando il fratello comincia a parlare con mamma, la mamma si inizia subito a piangere perché era molto contenta. Ecco, grazie. Questo è un esempio di integrazione possibile che si può fare attraverso i flussi, quindi senza barconi, senza caporalato, senza venire finire in carcere come è finito Ibrahim, perché la storia ve la racconteremo molto più lunga e non possiamo tenere per questo collegamento. Esatto. Però c'è una possibilità, c'è un'alternativa che passa anche per la dignità del lavoro, e in questo caso per la dignità del lavoro in agricoltura. A te, Marta. Grazie a Lucio Zanato. Noi ora continuiamo con la cronaca giudiziaria. 4 anni di reclusione per avere molestato un proprio allievo minorenne. La sentenza del GIP di Vicenza nei confronti di un allenatore di calcio di Trissino. 4 anni di reclusione per avere molestato un proprio allievo minorenne. È la sentenza nei confronti di un allenatore di calcio dell'Ovest vicentino, ritenuto responsabile di una serie di episodi avvenuti quando la vittima non aveva ancora compiuto 14 anni e processato con rito abbreviato. L'allenatore nega con tutte le sue forze le accuse. I fatti, ricostruiti nel corso delle indagini e poi confermati in aula, parlano di abbracci e palpeggiamenti ripetuti nel tempo, avvenuti durante l'attività sportiva. Una condotta che il GIP Chiara Cuzzi ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio ed ha inflitto 4 anni di carcere per violenza sessuale all'allenatore 64enne di Trissino. Il PM aveva chiesto 2 anni e 4 mesi di reclusione. Gli episodi contestati risalgono all'anno scorso e sono avvenuti in un comune limitrofo. Nel corso della ringa dell'avvocata Chiara Bellini, avvenuta durante l'udienza preliminare, la difesa ha sostenuto una versione alternativa dei fatti, tanto che da uno dei 2 capi di accusa la presunta sostituzione di persona per aver usato il cellulare di un altro è caduta. L'avvocata Bellini dichiara che le motivazioni della sentenza saranno oggetto di impugnazione in appello. Riteniamo che vi siano elementi che non sono stati adeguatamente valutati dal giudice e che emergeranno nel giudizio di secondo grado, perché il mio assistito è innocente. Graffiti sui muri di San Donà di Piave, individuati i responsabili grazie alle telecamere. Il comune non arretra, parte la richiesta danni alle famiglie. Vandali minorenni nel mirino del comune, scatta la richiesta di risarcimento fino a 5.000 euro. A San Donà di Piave 2 ragazzi sono stati identificati dopo aver imbrattato con bomboletta spray muri e porte nell'area del Parco Agorà, tra il centro culturale Leonardo da Vinci e la Sala Battistella. Nella zona però non si tratta di un caso isolato. In un parco qui vicino alla sede municipale, il Parco Agorà, su cui le scritte sui muri hanno reso necessaria una spesa di circa 5.000 euro, perché si tratta di vernici indelebili e è necessario provvedere con una ditta specializzata. Agiamo quindi in sede civile nei confronti dei genitori dei minori per addebitare loro le spese di ripristino e le spese legali e processuali.
I fatti risalgono allo scorso luglio, ma le immagini delle telecamere hanno permesso alla polizia locale di risalire i responsabili. Le famiglie si sono fatte avanti, una ha già pagato la sanzione da 103 euro e offerto di ripulire l'area, ma il sindaco Alberto Teso conferma la linea dura. È stata infatti avviata un'azione legale per ottenere il rimborso completo dei danni, un segnale, sottolinea l'amministrazione, per tutelare il decoro urbano e richiamare alla responsabilità. Siamo riusciti a identificare alcuni degli autori e, trattandosi spesso di minorenni, abbiamo sanzionato i genitori. Questo però non basta, siamo riusciti anche a parlare con i genitori stessi, alcuni più disponibili, qualcun altro invece non ha neppure risposto all'invito a presentarsi, per cui ho dato il mandato agli avvocati del comune di agire in sede civile nei confronti dei genitori per ottenere il risarcimento del danno, cioè rimborsare al comune i costi di ripristino a fronte degli imbrattamenti e dei graffiti scritti sulle pareti. E restiamo nel Veneto orientale, andiamo però sul litorale, a Jesolo. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Pier Francesco Contarini, presidente di AIA, l'associazione jesolana albergatori. Con il 25 aprile, il 1° maggio poi, dopo ancora a metà maggio le vacanze di Pentecoste, sta entrando nel vivo insomma la nuova stagione. Parleremo di quelle che sono le previsioni, Presidente, però vorrei partire con un tema di grande attualità nel quale abbiamo parlato più volte anche nel corso di questo telegiornale, che è proprio quello dell'accoglienza nei confronti dei lavoratori. Abbiamo visto nel collegamento con Lucio Zanato cosa sta accadendo a Chioggia per quanto riguarda i lavoratori dell'agricoltura. Chiaramente anche il settore del turismo è proprio uno di quelli che necessita maggiormente di lavoratori, soprattutto stagionali. Jesolo, possiamo dire, è all'avanguardia, no? Voi state proprio lanciando anche quest'anno un'ulteriore iniziativa per accogliere i dipendenti. Vuole parlarcene? Sì, quest'anno siamo riusciti ad aumentare quelle che sono le camere a disposizione dei nostri dipendenti. Siamo stati la prima associazione albergatori che ha istituito una foresteria ufficiale. Già nel 2022 siamo partiti con un albergo con 33 camere date ai dipendenti. Ora invece abbiamo 2 alberghi, uno si vede nelle immagini, l'Hotel Reno, dove abbiamo 20 camere già completamente occupate, già sold out questa realtà. Poi abbiamo un secondo albergo invece nella zona verso il Faro, precisamente in prossimità di Piazza Nember. Con l'Hotel Rex abbiamo qui 30 camere, anch'esse diciamo a disposizione dei dipendenti, quindi una risposta forte e importante a quella che è l'attrattività della località sul capitale umano, perché il fatto di avere un alloggio decoroso è sicuramente importante e ci porta diciamo ad essere di esempio nei confronti delle altre associazioni e delle altre località. Ecco, quindi senz'altro è un tema questo molto sentito, anche perché quante volte abbiamo parlato, no, Presidente, della difficoltà di trovare lavoratori. Chiaramente questa iniziativa va incontro a quelle che sono le esigenze di chi viene a lavorare nei vostri alberghi, così come nei ristoranti e in tutte quelle che sono le attività che tengono in piedi poi la stagione turistica. Indubbiamente l'alloggio è una chiave di lettura importante, perché soprattutto per dipendenti che vengono fuori zona e quindi da tutte le regioni d'Italia ma anche dall'estero, l'avere un alloggio che decoroso e quindi fornito di aria climatizzata, televisione, wifi è un punto importante di caduta. Abbiamo anche singoli soci che hanno costituito delle loro foresterie, perché, ripeto, l'alloggio è fondamentale nella nostra realtà. Cerchiamo di attrarli non solo con stipendi interessanti, ma con tutta una serie di benefit aggiuntivi che sicuramente gratificano il nostro dipendente e
diciamo, li portano nella nostra località con maggiore attenzione. Ecco, veniamo ora a quelle che sono le previsioni per la stagione, insomma, che ormai sta praticamente partendo. Abbiamo visto che già a Pasqua e poi con le varie manifestazioni che ci sono state nei fine settimana c'è stato un bel movimento sul litorale. Certo, diciamo, la crisi internazionale e le preoccupazioni che stanno come dire, coinvolgendo le famiglie aprono anche tutta una serie di incognite, di interrogativi. Come stanno andando le prenotazioni? Le prenotazioni stanno andando sicuramente molto bene. Noi veniamo da 2 anni importanti dove abbiamo macinato dal punto di vista quantitativo record dopo record. Il 2024 è stato un anno considerato record, il 2025 si è ripetuto migliorandosi ulteriormente e il 2026, già prima, diciamo, che si aprissero i venti di guerra, era già previsto come un anno eccezionale. Dai mercati internazionali avevamo sicuramente ottime risposte e soprattutto dalle fiere europee vedevamo che c'era molto movimento. Abbiamo aperto un aprile veramente ottimo, con una Pasqua che ha visto, per gli alberghi aperti che erano circa un centinaio sui 300 che abbiamo nel litorale, il sold out. Abbiamo ripetuto un ottimo weekend con il Festival degli Aquiloni, evento diciamo di apertura ufficiale di quella che è stata la stagione 2026, e per quanto riguarda i 2 prossimi weekend, quelli del ponte del 25 aprile e il successivo del 1° di maggio, abbiamo al momento un 75-80% di occupazione in quello del 25 di aprile, mentre per quello dei primi di maggio, forti anche di un evento internazionale che è l'evento dell'Ironman, e avremo sicuramente il tutto esaurito. Abbiamo alberghi che poi con il 1° di maggio apriranno ufficialmente. A seguire ci saranno le feste dei mercati tedeschi, le feste tradizionali quali Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini, quindi si prevede già dall'apertura di stagione un'ottima stagione. Bene, io la ringrazio allora per essere stato con noi. Grazie per Francesco Contarini, presidente di AIA, Associazione Iesolana Albergatori. Buon lavoro. Allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca. Abbiamo parlato in apertura del nostro telegiornale dell'omicidio di Padova, il 38enne che è stato Marco Cossi, che è stato massacrato a coltellate. Ebbene, è in corso in questura a Padova l'interrogatorio di una persona. Tra poco ci collegheremo con la nostra Valentina Visentin per tutti gli aggiornamenti, ma proseguiamo intanto con la cronaca sindacale per parlare della crisi della Costampress di Scorzè. Stamattina presidio e tavolo all'unità di crisi, ci aggiorna Ilaria Marchiori. Si è da poco concluso l'incontro all'unità di crisi con i delegati sindacali per discutere la situazione di Costampress di Gardigiano di Scorzè, di cui ormai si sta parlando da settimane. Qui insieme a me c'è Cristian Modesto, segretario FIOM CGIL Venezia. Allora, che cos'è accaduto a questo tavolo? Chi c'era e soprattutto come si è concluso? Sì, c'era la presenza del dottor Cavaliere, l'amministratore unico della Costampress, del commissario Anfodillo che segue la procedura concorsuale, l'unità di crisi della regione nella sua totalità, e noi come segretari territoriali di categoria, e anche la presenza degli RSU. L'incontro naturalmente è stato un incontro complicato perché la situazione della Costampress in questo momento sicuramente ci sta allertando. È un incontro che comunque ha avuto anche delle note positive, perché ci sono degli interessamenti concreti che speriamo si manifestino anche in maniera ufficiale per far sì che ci sia la continuità dell'attività lavorativa dei lavoratori e delle lavoratrici. C'è una tempistica? Guardi, il tempo a disposizione
non è tantissimo, siamo in una procedura concorsuale e io mi immagino che comunque queste settimane che avremo di fronte siano propedeutiche perché si manifestino questi interessamenti. Ecco, Giulio Lopiano della Film CISL di Venezia, che cosa si devono aspettare i lavoratori da qui alle prossime settimane? Ma la speranza nostra, poi come quella di tutti i lavoratori, è che si concretizzano queste proposte, insomma, di entrare all'interno di Constant Press. Certamente il tempo è poco a nostra disposizione, noi resteremo vigili e seguiremo giornalmente l'evolversi della situazione, ma l'incontro di oggi è a conferma del fatto che comunque il fondo Accursia è un fondo inaffidabile. Lo testimonia il fatto che tutti i lavoratori presenti oggi qua sono qui presenti perché l'insicurezza porterebbe a colpire un territorio che già è stato colpito in passato da altre chiusure e questi fondi non fanno altro che, speculando sulle aziende in crisi, a distruggere il tessuto sociale ed economico sia del nostro paese, ma come già sta accadendo in altre realtà anche in tutta Europa. Ecco, c'è un appello che vi sentite di fare? Chi è interessato a una realtà che comunque ha la possibilità anche di continuare a lavorare perché gli ordini ci sono per coprire tutto quanto l'anno, si faccia avanti. Questa volta siano imprenditori seri e non gruppi che vengono qui nel territorio a speculare. Ecco, avete sentito dunque qual è l'appello, augurandoci che qualche imprenditore lo tenga in considerazione. Ringrazio Modesto e Lopiano. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, andiamo allora dunque a Padova, vedo in collegamento dalla Questura la nostra Valentina Visentin, ci sono degli aggiornamenti sul delitto di Padova. A te Valentina, buongiorno. Sì Marta, infatti è notizia proprio di pochi minuti fa, dalle 8 di questa mattina sarebbe in corso un interrogatorio di una persona informata sui fatti dell'omicidio di Marco Cossi, il 48enne friulano accoltellato a morte domenica notte qui a Padova. L'interrogatorio è iniziato questa mattina negli uffici della squadra mobile condotto dal pubblico ministero che si sta occupando dell'indagine dell'omicidio e quindi nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta sul delitto che ha ancora molti punti oscuri. Da Padova è tutto, ovviamente maggiori dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. La linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin. Noi ora parliamo del fermo dell'autotrasporto. Ci sono le date sul tavolo, 5 giorni di blocco a fine maggio, ma il 22 al Ministero è già in programma il confronto. Vediamo il servizio. Ecco, deve esserci qualche problema, vedo ancora in collegamento Valentina Visentin. Ecco, vediamo il servizio sull'autotrasporto. Il giorno di fermo che abbiamo depositato all'Autorità di Garanzia sarà dal 25 al 29 maggio. Questo ci porterà al fermo dei servizi, a parte i servizi essenziali. Mercoledì pomeriggio 22 il governo ci ha richiesto un incontro con l'UNATRAS, con le categorie. Speriamo che arrivi qualcosa, che porti qualcosa, magari una parte introduttoria, ma la prossima deve essere definitiva, anche perché il tempo sembra lungo, ma non è lungo. Basta un giorno, 2 giorni già per bloccare tutti i rifornimenti d'Italia, perché l'Italia viaggia su Roma. I 5 giorni sarebbe l'apocalisse, quindi sicuramente, come abbiamo già fatto, ci saranno dei momenti che saremo al tavolo e vorremmo accettare quello che ci porta il governo, ma il governo questa volta deve essere molto celere e ascoltarci. Ancora cronaca, minacce alla sindaca di Stanghella, siamo ancora nel Padovano e lei denuncia tutto sui social. È stata la stessa sindaca a raccontare tutto ai suoi concittadini, rivolgendosi al diretto interessato o alla diretta interessata che ha pensato bene di offenderla e vandalizzare la sua auto. Cristina Belluco, prima cittadina del piccolo comune di Stanghella nella Bassa Padovana, è stata vittima di pesanti offese che sono state scritte nei cartelli di un parco pubblico del paese. Un epiteto volgare che la prende di mira in quanto donna e poi la sua auto rigata. La sindaca ha pubblicato le foto delle offese, del danneggiamento per avvisare l'autore del gesto. Anche le forze dell'ordine sono già state informate e stanno analizzando le telecamere di sorveglianza cittadine per individuare il responsabile.
Torniamo ora a parlare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Per la Fondazione Milano-Cortina è previsto un rosso da 310 milioni e ai soci è stato chiesto di intervenire per coprire il buco. Per il Veneto il conto viaggerebbe tra i 26 ed i 40 milioni coperti in bilancio da fondi accantonati in garanzia. Da evento sportivo low cost a incubo finanziario, ora la verità emerge dai conti e per l'Olimpiade invernale si tratta di lacrime amare. 310 milioni in rosso nella previsione del bilancio che Fondazione Milano Cortina ha comunicato ai soci alla riunione del CDA del 9 aprile in attesa della chiusura ufficiale del 31 dicembre. Alle regioni Mico ha chiesto di intervenire ciascuna con propria quota a parte per arrivare al pareggio e per il Veneto si prospetta un'uscita variabile tra i 26 e i 40 milioni di euro, a seconda che il CIO intervenga o meno con un aiuto da oltre 100 milioni. Ci sono delle somme che sono state messe a garanzia ancora l'anno scorso, quindi già nel bilancio che io mi sono trovato c'erano già delle somme a garanzia in maniera prudenziale e quindi in base a questo poi faremo tutte le valutazioni del caso, considerando insomma che ovviamente le Olimpiadi richiedono dei costi come tutti i grandi eventi. Il presidente Stefani mette le mani avanti, mentre dall'opposizione il capogruppo del PD Giovanni Manildo e il vicepresidente della Commissione Bilancio Paolo Galeano parlano senza mezzi termini di una vera e propria zavorra lasciata in eredità da Zaia, auspicando sollecitazioni nei confronti del CIO affinché arrivi almeno una ciambella di salvataggio in grado di limitare i danni. Informazioni e trasparenza da qui al 31 dicembre la richiesta del PD in Consiglio regionale alla Giunta Stefani. Ma come si è arrivati a un conto così salato? A fronte di una previsione di 1 miliardo e 360 milioni, i costi hanno sfiorato i 5 miliardi e mezzo, anche perché il sogno di realizzare l'Olimpiade utilizzando strutture già esistenti è ben presto naufragato. Poi gli introiti da sponsor ridotti da 457 a 350 milioni e l'impennata dei costi organizzativi da 1 miliardo e mezzo a quasi 2. A pesare sarebbe stata l'opzione Cortina. Solo il 13% dei fondi è stato destinato alle strutture olimpiche, il resto del budget alla realizzazione delle varianti, lavori alle ferrovie e ampliamenti viari, con una eredità ad oggi opaca anche sul fronte occupazionale. Lo dicono i dati di Veneto Lavoro del primo trimestre 2026. Belluno segna meno 2,6% per la chiusura della stagione invernale, a cui si sommano le cessazioni contrattuali connesse ai giochi. Passano del grappa alle prese con il primo weekend di Movida limitata grazie alle misure restrittive adottate. Sentiamo com'è andata. Sono state fatte alcune multe perché alcuni individui urinavano per le vie e le piazze della città, ma avevamo già detto e preannunciato sanzioni pesanti per chi si continua a compiere determinati atti in città e vedo però che le misure messe in campo stanno portando dei buoni risultati. Primo weekend di Movida limitata a Bassano del Grappa e fioccano già le prime multe. Dopo le numerose segnalazioni e proteste legate agli eccessi dei più giovani, l'amministrazione comunale è intervenuta con misure più restrittive. Abbiamo praticamente inasprito alcune sanzioni che riguardavano alcuni comportamenti illeciti di alcuni avventori dei locali, ma abbiamo anche parlato con i rappresentanti delle associazioni di categoria per chiedere ad ogni esercente di attenzionare il pubblico, di limitare la musica e se vedono situazioni particolari ovviamente di intervenire immediatamente. Molti di loro hanno sottoscritto anche il patto civico e quindi consiste anche nell'avere dei bodyguard al di fuori dei propri locali proprio per garantire la massima sicurezza e tranquillità. La sicurezza resta un tema molto sentito dai cittadini bassanesi. In molti, anche ai nostri microfoni, hanno raccontato la propria preoccupazione per le recenti risse tra maranza e aggressioni in città. Il sindaco risponde così. Bassano è una città tranquilla e lo possiamo verificare tranquillamente con numeri alla mano, è una città viva che ha una movida importante nel fine settimana che porta circa dalle 7-8 mila persone, è un fenomeno che va regolamentato, che va gestito, ma però una città viva non vuol dire che è una città insicura. Noi stiamo lavorando per trovare un equilibrio tra ovviamente la presenza di questi giovani e garantire ovviamente la tranquillità anche dei residenti, però ci tengo a precisare che Bassano è una città sicura. C'è il tema di Maranza, ma il tema di Maranza è un tema molto delicato perché stiamo parlando di minorenni, spesso e volentieri impuniti perché ovviamente non esistono misure particolari nei confronti di minorenni. È un fenomeno che stiamo monitorando anche attraverso l'appoggio delle forze dell'ordine.
Ed ora andiamo a Villa del Conte per una protesta da parte dei residenti di un'abitazione che si trova a subire dei danni a causa del passaggio continuo dei tir proprio a ridosso della casa. Ci racconta tutto Nancy Galdi. Siamo in via Tremarende a Villa del Conte, dove abitano il signor Silvano Caccaro e Danilo Mason. I due ci hanno contattato proprio per segnalarci un problema che ormai vivono da mesi. Hanno anche segnalato la cosa alle autorità, ma non hanno ricevuto risposta. Dunque, signor Danilo, di che cosa si tratta? Si tratta praticamente che hanno fatto i lavori dell'inserimento dell'acquedotto e poi naturalmente hanno finito i lavori e si è creato nell'attraversamento per la posa dei tubi, si è creato uno scavo per mettere in sede i tubi, che poi questo scavo non è stato ben compattato, perché passando i camion hanno creato una cunetta. Questa cunetta non sembra che sia una cosa importante, invece lo è, perché crea uno scossone e c'è un tremolio che fa tremare la casa, fa tremare veramente la casa. Si sono verificati dei crepi che si allargano sempre di più, sicché sta cosa dobbiamo metterla a posto in qualche maniera. Io ho mandato una segnalazione in comune 2 mesi fa solamente e sto aspettando risposta, insomma, ecco. Invece il signor Silvano si è dato da fare ancora prima di me e dica Silvano cosa che te hai fatto. Ecco, esatto, lei ha fatto segnalazione anche alla provincia, giusto? Io ho cominciato con la provincia esattamente il 12 di febbraio. Ho inviato una mail all'ufficio viabilità spiegando questo discorso, no? La risposta che mi è arrivata dopo 2 giorni dalla provincia è stato inoltrato per competenza. Io sono rimasto un po' a bocca aperta, è una risposta che dopo una settimana rinvio di nuovo una mail alla provincia, la risposta che mi hanno dato è stata inoltrato per competenza. A questo punto mi sono stancato, ho aspettato un po'. Ho fatto di nuovo dopo una settimana ancora un'altra mail, ma non mi hanno più risposto. A questo punto a fine febbraio ho contattato la polizia locale qui del Campo Sampierese, no? E dopo 2 giorni mi risponde il comandante della polizia che ha avuto la risposta dalla provincia, e la risposta che mi ha dato il comandante è stata che hanno contattato la società Etra, a cui hanno detto che non appena le temperature lo rendono disponibile faranno il lavoro. Ormai siamo... diciamo che quando mi è arrivata la risposta sono stati i primi di marzo. Proprio in quel periodo stavo andando via con mia moglie e poco lontano qui a Santa Giustina c'erano una ditta che stava asfaltando le strade. Mia moglie mi ha guardato e mi ha detto: ma noi dobbiamo aspettare quando le condizioni meteo ce lo permettono, e qui stanno asfaltando, ci stanno prendendo proprio per i fondelli, no, a questo punto. Anche perché le conseguenze sono insopportabili, lei ci ha scritto... Io ho detto che questo discorso va avanti ancora, non è da adesso, da febbraio. Febbraio l'ho fatto perché ormai era insopportabile. È cominciato ancora dall'anno scorso queste vibrazioni. C'era meno di adesso, però le vibrazioni in casa mia moglie le sentiva. Tanto che ci diceva che una volta addirittura mentre dormiva si è svegliato. Ultimamente a mezzogiorno dopo mangiato vado a farmi il bisolino e quando passo questi camion senti proprio il letto che trema. Si sente proprio il toton, cioè il passaggio delle ruote su cunetta che fa anche rimbalzo e praticamente trema tutto quanto. Comunque adesso vi faccio vedere se volete i crepi tutto quanto, così ecco appunto dei danni veri e propri all'abitazione. Sì, nessun problema, vi li faccio vedere, non voglio spaventare nessuno per carità, però prima o dopo bisogna risolvere questa cosa.
A Belluno ora è partita alle 9:30 di questa mattina da Piazza Duomo la staffetta di solidarietà Run for Hope che attraversa l'Italia da capo a piedi in campo. Gli atleti dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito. In piazza c'era Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Sentiamo. Piazza del Duomo di Belluno, Run for Hope, questa mattina la partenza dal capoluogo, dalla piazza del capoluogo della staffetta che arriverà a Vittorio Veneto. È un'iniziativa benefica. Run for Hope raccoglie da 6 edizioni fondi per l'AIRC e per l'AIL, quest'anno anche per l'associazione della fibrosi cistica, che è una grave malattia genetica. A correre questa staffetta sono gli atleti dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito, e assieme a me e a Stefano Bozzi per la parte tecnica ci sono il colonnello Carmelo Rustico, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, dei Carabinieri di Belluno, e il colonnello Schifito, comandante del 7° Reggimento Alpini di Belluno. E allora diciamo in assoluta libertà qual è intanto la motivazione che vi ha spinto e che vi spinge ogni anno a scendere in campo? Anche quest'anno partecipiamo come Arma e come Alpini, come Esercito, a Run for Hope perché ne condividiamo gli scopi. Run for Hope è una bellissima iniziativa che coniuga i valori dello sport e i valori della solidarietà che noi sposiamo appieno. Anche quest'anno abbiamo messo in campo delle squadre eterogenee, miste, che raccolgono atleti più o meno professionali di ogni età e di ogni grado, uniti nello scopo comune. Anche per l'Esercito, insomma, sia l'Arma dei Carabinieri che l'Esercito si contraddistinguono nell'atletica, nello sport nazionale in generale, per i risultati naturalmente che sono molto importanti. Che cosa significa avere personale sempre fortemente allenato? Allora, per quanto riguarda lo sport, sicuramente lo sport per noi è un riferimento perché incarna i valori che sono l'essenza del nostro essere militari. Essere preparati fisicamente aiuta a essere pronti, quindi la prontezza, e in particolare cosa ci aiuta a essere in forma fisicamente, lo diceva qualcuno, mens sana in corpore sana, ci aiuta a essere sempre preparati e pronti a reagire a qualsiasi attivazione che dovesse arrivare, e quindi a garantire quello che è il nostro scopo ultimo, quello del garantire la sicurezza. Ovviamente insieme come forze armate, qui rappresentate dagli alpini del 7° Reggimento Alpini, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Belluno, abbiamo un altro grande valore che è quello che ci aiuta, che è quello della solidarietà. Solidarietà verso il cittadino e aumentare la sensibilità verso problematiche di salute e cercare di raccogliere adesioni e aiutare la ricerca. Ecco, queste sono motivazioni fortemente importanti che coinvolgono anche la cittadinanza. Ricordiamo che Run for Hope è una staffetta che coinvolge tutte le regioni d'Italia e che nel Veneto, proprio anche in questa giornata, parte da località differenti. E siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con Ring questa sera a partire dalle 21, ospiti di Ferdinando Avarino, Alberto Ruggio di Più Europa, Jacopo Maltauro di Forza Italia, Giacomo Cervo di AWS, Enox Soranzo di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega. Poi alle 22:20 il sindaco di Treviso Mario Conte per parlare della questione dei migranti che dormono a 2 passi dal municipio, e infine alle 22:40 ospite Marco Mazzarioli, il 15enne di Carbonera, che è stato insignito del titolo di alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.